Vaccinazioni, il Veneto ha aperto nel pomeriggio le prenotazioni per i cinquantenni, sito subito in tilt. A fine maggio annuncia Zaia le prenotazioni per gli over 40. Entra in vigore da oggi l'ordinanza anti-assembramenti del sindaco Brugnaro, sarà valida fino a domenica. La polizia locale potrà vietare e regolare l'accesso in alcune aree della città, in particolare quelle della Movida. Incendio in un'abitazione a Moniego di Noale, un'anziana intossicata, la donna bloccata all'interno del bagno dalle inferriate è stata salvata dai vicini di casa. L'agente 56enne di polizia penitenziaria Roberta Romano è morta per asfissia, lo conferma l'autopsia, anche se ci sono altri punti da chiarire, l'abitazione rimane sotto sequestro. Se ci danno le risorse siamo pronti a intervenire subito, a dirlo il presidente di Autovie Venete in merito alla discussa realizzazione della terza corsia lungo la A4. I sindaci del litorale si rivolgono al governo. Dall'avvio dei lavori per mettere in sicurezza Piazza San Marco e la Basilica dall'Acqua Alta, la decisione di far pagare 3 euro a tutti i visitatori veneziani compresi, parla il primo procuratore di San Marco. Sport, le ragazze di coach Ticchi vincono la prima delle finali scudetto contro le rivali storiche della Famila Vuberschio e domani le reierine tornano in campo al Taliercio per gara 2. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. In primo piano le vaccinazioni, perché oggi il Veneto ha aperto le prenotazioni per i cinquantenni ed è stato subito boom di accessi al portale della regione che è andato in tilt. In breve sono stati esauriti tutti i posti disponibili al momento. Da oggi, venerdì 7, dalle ore 16, senza calcarsi, senza fare casini, apriamo ai 50-59 e apriamo, tenetevi duri, fino al 9 giugno, dando disponibilità di 800.000 posti. Scatto in avanti per la campagna vaccinale in Veneto che apre alla corte dei cinquantenni. L'annuncio del presidente della regione che, forte dei nuovi arrivi di dosi di Pfizer e Moderna, vuole premere sull'acceleratore delle fasce più giovani ed attive della popolazione. Non esclude che anche qui anticiperemo i 40-49. Quindi dico adesso, i 40-49 anni scaldino i motori, perché io punto di farli prima di fine maggio. Il posto c'è per tutti. Abbiate la pazienza, la comprensione di capire che stiamo affrontando un software e un cervellone che si troverà un'onda d'urto di 800.000 persone che nelle prossime ore cercheranno di cliccare per entrare. Se non gira, non chiamate il call center, state un attimo tranquilli, ma stasera torna in pista, ma c'è il posto per tutti. Quanto alle fasce d'età, in Veneto almeno una dose è stata somministrata al 96,3% degli over 80, al 78,4% degli over 70, al 46,8% degli over 60, invece al 69% quella dei disabili e al 62% quella dei vulnerabili. Nel frattempo 3 aziende venete, Luxottica nel Bellunese, Aermec a Verona e il gruppo Marzotto a Valdagno, si sono messe a disposizione e diventeranno dei nuovi hub vaccinali. Queste aziende si sono messe a disposizione per i target che gli diamo noi, quindi andranno dei cittadini normali a vaccinarsi, se poi hanno anche dei dipendenti di quell'età ci vanno. Quindi stiamo facendo una rete che ci permetterà ancora di correre di più. Il Veneto intanto resta giallo e, annuncia Zaia, c'è un gruppo di lavoro con regioni e ministero per rivedere i parametri dei colori. È quello di avere dei nuovi parametri che abbiano queste caratteristiche secondo noi. Introducano un principio di automatismo come lo hanno fatto le aree, sia ancora R con T, ma soprattutto R con T sintomi ed R con T ospedaliero, cioè dare più luce e spazio a quello che è poi l'impatto ospedaliero e sanitario. Intanto si attende la visita del generale Figliuolo per giovedì prossimo. Il generale Figliuolo sarà qui e faremo al padiglione Rama un incontro con gli stakeholders, no? Vuole incontrare i prefetti, le autorità di polizia eccetera. Poi andremo a seguire al padiglione Acque. Il generale proseguirà poi per Padova, dove visiterà il punto vaccini alla Fiera e successivamente l'ospedale militare. Nel pomeriggio si sposterà a Villafranca di Verona, alla base dell'aeronautica militare dell'aeroporto.
Intanto rimane naturalmente la raccomandazione a rispettare le misure anti-Covid, in particolare in vista del secondo fine settimana in zona gialla per il Veneto. Come era stato annunciato la scorsa settimana, entra quindi in vigore da oggi l'ordinanza anti-assembramenti del sindaco Brugnaro. Sarà valida fino a domenica. Si tratta di una misura necessaria, a maggior ragione con l'incremento importante dell'indice RT in Veneto. Dalle 15 alle 22 la polizia locale potrà vietare e regolare l'accesso in alcune aree della città, sia storica sia in terraferma, garantendo il transito agli addetti di negozi e residenti. Nel caso di grande afflusso di persone potranno essere limitate tali aree. L'obiettivo è di arginare in particolar modo le zone della Movida, dove si registrano nel fine settimana le aggregazioni dei giovani. Le stesse misure potranno essere adottate dagli agenti della polizia locale anche dalle 11 alle 15 a Canareggio. Incendio in un'abitazione, siamo ora alla pagina della cronaca, in un'abitazione a Moniego di Noale, un'anziana è rimasta intossicata, la donna era rimasta bloccata all'interno dell'abitazione dalle inferriate alle finestre ed è stata salvata grazie all'intervento dei vicini. Allora ha aperto la finestra del bagno e l'ha sentita la signora urlare, chiedere aiuto, urlava. È stata una fortuna che il figlio della vicina di casa sia riuscito a sentire le urla strazianti di Giovanna De Franceschi nel pieno della notte. Per colpa di una candela accesa dimenticata in bagno è scoppiato un incendio in questa villetta in via Treviso Vecchia a Moniego di Noale. La signora Giovanna aveva lasciato un paio di elettrodomestici accesi che hanno fatto saltare l'elettricità. La donna ha cercato di risolvere il problema riattivando l'interruttore generale facendosi strada con la luce di una candela. Aveva acceso una candela perché erano saltate le valvole, la luce, aveva tolto la luce, ha preso una candela e l'ha messa sopra la vasca da bagno, è resina, ha preso fuoco, lei ha buttato una coperta, però il fumo usciva dall'angolo. La 77enne, mentre cercava di spegnere il fuoco, è rimasta intrappolata nella stanza con le inferriate alle finestre. Le fiamme e il tanto fumo hanno messo in serio pericolo la vita dell'anziana che vive da sola in casa. Dopo le urla di aiuto, i vicini hanno chiamato i soccorsi e il figlio che vive poco lontano. Sì, Matteo è arrivato, comunque grazie al figlio della signora che ha sentito le grida di mamma e quindi... I vigili del fuoco arrivati da Mestre con 9 operatori hanno spento il principio d'incendio divampato in bagno e provveduto con degli aspiratori all'evacuazione dei fumi che hanno invaso tutta la casa. La donna è stata assistita dal personale sanitario del SUEM e trasferita in pronto soccorso per accertamenti. Successivamente ricoverata all'ospedale All'Angelo in osservazione, vi dovrà rimanere per un'altra notte. I medici hanno detto che sta bene, respira bene, ha solo preso tanta paura. Se non intervenivano i vicini forse finiva male. È meglio non pensarci, però sì, probabilmente sarebbe successo qualcosa di più grave. L'agente di polizia penitenziaria Roberta Romano è morta per asfissia. La conferma arriva dall'autopsia, anche se rimangono ancora altri punti da chiarire. L'autopsia ha confermato che Roberta Romano, la guardia penitenziaria in servizio nel carcere femminile della Giudecca, trovata in casa dalla figlia domenica sera, è morta per asfissia. Restano però ancora alcuni dubbi da chiarire in attesa dei risultati degli esami tossicologici sulla 56enne che arriveranno nelle prossime settimane. La tesi dei carabinieri e della procura è ancora quella dell'incidente domestico, poi divenuto fatale tanto da portare all'asfissia. Il punto di domanda resta la dinamica dell'incidente. C'è da capire se Roberta, con traumi sul corpo, sia stata schiacciata o colpita dal letto a contenitore. Per questo verranno disposte delle consulenze tecniche sul letto e sulla stanza dove è stata trovata dalla figlia 21enne che ha chiamato i soccorsi. C'è una prima contraddizione. All'arrivo dei medici Roberta non era nel letto, ma accanto, distesa supina sul pavimento. Ci sono poi alcune testimonianze che parlano di una vita non facile in quelle case popolari a Santa Marta, con tensioni che hanno portato ad alcuni interventi dei carabinieri negli anni, e la donna che più volte si era sfogata con i commercianti della zona raccontando come le cose non andassero troppo bene. Poi i segni di botte.
Ed ora le polemiche circa la costruzione della terza corsia della A4 tra San Donà e Portogruaro. Se ci danno le risorse noi siamo pronti a intervenire subito, sono le parole del presidente di Autovie Venete. Il problema non dipende da Autovie Venete è un ente attuatore, se ci danno le risorse noi siamo pronti a intervenire anche domani mattina. Il nodo della terza corsia dell'autostrada A4 sembra non sciogliersi e mentre da Autovie dicono di essere pronti a partire con i lavori, non c'è ancora una data per lo sblocco del finanziamento da 440 milioni di euro, che permetterebbe di avviare le gare per il maxilotto di lavori da Elvisopoli a San Donà di Piave. Il Ministero deve darci le risorse, noi abbiamo presentato i progetti da molto tempo, per quel tratto da San Donà a Portogruaro servono 440 milioni, ce ne diano almeno un terzo e il resto con le risorse proprie riusciamo pian piano ad arrivarci. Se non ci danno le risorse non possiamo assolutamente intervenire. Il Ministero decida quello che vuole fare, per noi sta bene. Le regioni sanno benissimo quali sono le problematiche, sanno benissimo muoversi perché la cosa si possa sbloccare. Da parte nostra siamo pronti a rispettare gli impegni che sono stati assunti, tant'è vero che consegneremo sicuramente in tempo i lavori che sono in fase di esecuzione, quello vicino a Portogruaro, quello relativo alla biforcazione verso Udine e quello relativo al casello di Desert che sono già in appalto. Anche la Regione farà la sua parte. Noi faremo pressing con il Friuli Venezia Giulia affinché il nodo del rinnovo della concessione si sciolga velocemente e permetta alla nuova società di poter fare gli investimenti, facendo anche un ragionamento sulla possibilità di anticipare l'intervento sulla terza corsia a San Donà. Però queste sono tutte valutazioni che faremo e su cui la Regione Veneto si farà sentire. Prima si interviene, meglio è, soprattutto considerando il fatto che nella tratta San Donà-Portogruaro si verificano troppi incidenti. Preoccupati i sindaci del Veneto orientale proprio per questo aspetto, si sono riuniti urgentemente per affrontare appunto la questione della terza corsia della A4 e a chiedere l'incontro è stato il primo cittadino di Portogruaro. Fortemente preoccupati per la mancanza dei fondi per completare la terza corsia nel tratto di 25 km che collega Portogruaro a San Donà di Piave, i primi cittadini del Veneto orientale si sono riuniti su richiesta del sindaco di Portogruaro. E abbiamo chiesto alla Regione, alla città metropolitana, ma in primis anche al governo che si metta la mano sul cuore, ma soprattutto la mano sul portafoglio. Sono 20 anni che è prevista e progettata la realizzazione della terza corsia nel tratto Mestre-Trieste e in 20 anni non si è riusciti a trovare soldi per realizzare l'intera tratta. Una tratta che è un'opera che ha motivato e giustificato il commissariamento e quindi l'unico forse rimasto in Italia, anzi sicuramente l'unico rimasto in Italia, con le norme della protezione civile. Significa che ha enormi poteri e doveri ed è previsto per l'urgenza e la necessità di eseguire queste opere. Oltre agli incidenti in cui molti automobilisti hanno trovato la morte, c'è poi il fattore turistico. 10 milioni di persone escono dal casello di Portogruaro, 10 milioni di persone escono dal casello di San Donà di Piave. I 22 comuni andranno in difficoltà perché se c'è un incidente mortale o grave all'interno dell'autostrada, perché c'è un imbuto ovviamente, questo si ripercuote su tutta la viabilità interna. Però il problema principale è la morte e gli incidenti gravi delle persone. Noi dobbiamo essere attenti a questo fatto, non possiamo sorvolarci. Dall'avvio dei lavori per mettere in sicurezza Piazza San Marco e la Basilica dall'Acqua Alta alla decisione di far pagare 3 euro a tutti i visitatori della cattedrale, compresi anche i veneziani. L'ingresso a San Marco per pregare o per poter partecipare alla messa è però sempre libero e gratuito. Parla il primo procuratore di San Marco. Un piccolo contributo di 3 euro richiesto a tutti i visitatori che vogliono entrare per ragioni turistiche e culturali in Basilica San Marco. È questa la scelta decisa dalla Procuratoria in un momento di crisi e adottato in via straordinaria anche per i veneziani.
Quando però la situazione tornerà alla normalità, riprenderà la situazione di sempre e comunque, chiarisce il primo procuratore Carlo Alberto Tesserin, l'ingresso in Basilica per partecipare alla preghiera e alla liturgia è sempre libero e gratuito in qualsiasi momento. Stiamo cercando di lavorare per riaprire la Basilica e per far sì che i cittadini possano goderla e nel contempo avere delle entrate di cui la Basilica ha assolutamente bisogno. L'attesa è anche per l'avvio dei lavori per salvaguardare la cattedrale marciana dall'acqua alta. Dovremo correre per porre rimedio a quello che scadrà quando, finita questa stagione, che speriamo sia positiva, ci ritroveremo con le acque alte che non hanno mai cessato di essere in condizioni dannose. Dalla Basilica di San Marco un messaggio di grande speranza per il futuro. Questo è l'augurio che ci facciamo, sperando che questa realtà di drammatico virus che ci continua a colpire possa essere da presto accantonato e che si possa guardare avanti con la tranquillità di riprendere una vita normale. Ed ora lo sport, le ragazze di Coach T che vincono la prima delle finali scudetto contro le rivali storiche del Famila Wuber Schio. L'Umana Reyer femminile fa sua la prima gara della finale scudetto contro le rivali storiche della Famila Wuber Schio. Inizia così con il piede giusto l'assalto al tricolore. Vittoria per le ragazze di Coach Ticchi con il punteggio di 79-69. Così il coach Orogranata al termine del match. Per noi era molto importante questa partita perché venivamo da una stagione straordinaria e sappiamo che incontrando Schio incontriamo la squadra migliore degli ultimi anni e volevamo far vedere che questa stagione è stata una stagione straordinaria e confermarla in questa partita. È stata una partita durissima. La Reyer ha conquistato la vittoria numero 40 su 43 partite di una stagione memorabile che però ha ancora un grande sogno da realizzare. Dopo l'avvio complicato, la Reyer è cresciuta alla distanza in un match tiratissimo. Giocando con 3 giocatrici lunghe, per gli avversari è anche più difficile contrastarci. All'inizio eravamo un po' intimoriti, un po' con le gambe un po' di gomma. Sabato è già dietro l'angolo gara 2, sempre al Parasport Tagliercio di Mestre, in cui servirà a confermare la strada intrapresa. Palla 2 alle ore 19. Piano piano siamo venuti fuori, l'intensità difensiva è aumentata, l'aggressività è aumentata e poi alla fine è stata una partita che agli ultimi minuti credo che, anche se non una pallacanestro bella, però abbiamo fatto una buonissima prestazione. Ed era questo l'ultimo servizio per il TG di Venezia. Grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di serata con i programmi di Antenna 3. Ed ora il meteo con le previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci. Benvenuti al meteo. Anticiclone in rinforzo nel weekend, il tempo tenderà a stabilizzarsi, ma per poco perché a inizio della prossima settimana tornerà il maltempo. Vediamo intanto il dettaglio di sabato 8 maggio. Sul Veneto alta pressione, la giornata trascorrerà all'insegna di condizioni asciutte e stabili, tanto sole come vediamo su tutta la regione, cielo sereno o al più velato, nulla di particolare da segnalare. Venti localmente moderati da nord-est. Temperature senza variazioni di rilievo, minime tra 5 e 12 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 17 e i 20 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà anche qui una splendida giornata soleggiata, cielo limpido e non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime tra 7 e 11 gradi, massime sui 18-19 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, poche novità, ampio soleggiamento ovunque, anche qui solo qualche velatura. Temperature minime intorno ai 6-7 gradi, massime sui 21 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.